Ad aggredire a colpi di sedia ed insultare al grido di fascisti Niccolò Calore, ex consigliere comunale leghista, e Alberto Bortoluzzi, referente padovano di Casa Pound, sarebbero stati tra i militanti del centro sociale Pedro, che nelle scorse ore sono stati denunciati dalla Digos di Padova. I fatti sono quelli del 25 aprile scorso, quando in un locale del ghetto in pieno centro storico i due simpatizzanti della destra sono stati circondati da un gruppo di antagonisti, rimediando qualche botta e una ferita all'orecchio. Grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei tanti che hanno assistito all'aggressione, i poliziotti della questura hanno identificato quelli che sarebbero i principali esecutori, tra esponenti del centro sociale Pedro. Le loro abitazioni nelle scorse ore sono state perquisite, trovati e sequestrati alcuni indumenti. Secondo gli investigatori si tratta proprio di quelli indossati la notte del 25 aprile durante l'azione violenta all'interno del locale di Via Gritti. I tre ora sono accusati di percosse e danneggiamento. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Digos per individuare altre persone che potrebbero essere coinvolte nell'aggressione. Solo qualche giorno fa, proprio il centro sociale Pedro, in un post su Facebook, aveva annunciato di voler aderire alla passeggiata leghista per la sicurezza in ghetto, rinnegando ogni forma di violenza. Passeggiata che doveva svolgersi sabato scorso e poi annullata dal Carroccio per evitare tensioni.